Devastante incendio nella notte alla cooperativa San Bovo di Castelfranco, quasi certa l'origine dolosa, distrutta l'attrezzatura dello storico palio, l'amarezza degli organizzatori. Scontro la scorsa notte tra un'auto e una motrice a Resana, grave il ventenne padovano alla guida della vettura. In ospedale la ragazza 24enne che viaggiava con lui e l'autista di 63 anni del mezzo pesante. Omicidio di Sandra Casagrande, gli investigatori stanno sentendo le persone vicine a Paolo Gorghetto, indagato per il delitto. Intanto il nipote della vittima dice di essere pronto con la cugina ad avere un ruolo in un futuro eventuale processo. Urne aperte fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 nei 6 comuni della Marca al voto, e con l'appuntamento elettorale torna anche quello con la maratona di Antena 3, domani dalle 13:30 l'edizione straordinaria dei TG che proseguirà fino a tarda sera. Cresce l'allarme droghe sintetiche tra i giovanissimi. Il CEIS avverte il problema fentanyl esiste anche da noi, si lavora per evitarne la diffusione massiccia. Decine di migliaia di api impollinatrici morte a Usigo di Fregona, la rabbia di Apata, una strage causata da ignoranza e superficialità nell'utilizzo di trattamenti fuori dal periodo utile. Numeri record alla 50ª Vogalonga, la regata non competitiva nata per ricordare il rispetto che si deve a Venezia e protestare contro il moto ondoso. Buonasera, buona domenica, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con l'incendio quasi sicuramente di origine dolosa alla cooperativa San Bovo, che ha mandato in fumo nella notte 2 furgoni e l'attrezzatura dello storico palio di Castelfranco. Il tetto con l'impianto fotovoltaico del supermercato è andato distrutto, nessun ferito fortunatamente, ma danni ingentissimi. All'1 di notte, l'1:30, siamo stati avvisati dalla vigilanza che c'era un allarme. Ho guardato immediatamente le telecamere di sorveglianza e mi sono accorto che c'era un principio di incendio proprio localizzato sui furgoni che sono alle mie spalle. E immediatamente ho chiamato i vigili del fuoco e siamo venuti qua e l'incendio per fortuna si è limitato all'area fuori del negozio, e invece però il calore ha reso inutilizzabile tutto l'impianto fotovoltaico che abbiamo sopra il tetto, che è di oltre 100 kg. Le fiamme sono divampate alla cooperativa agricola produttori Castellana in via Bordignoni intorno all'1 di notte, pare da un furgone parcheggiato sotto la pensilina, per poi propagarsi successivamente al magazzino comunale che conteneva i materiali del palio di Castelfranco e salire fino al tetto, devastando l'impianto fotovoltaico. I fumi hanno invaso anche il punto vendita, che sarà riaperto solo dopo la bonifica. Nessun danno alle persone, ma danni materiali ingentissimi. Ci sono volute 6 ore, 10 mezzi e 30 vigili del fuoco arrivati da Castelfranco, Asolo, Montebelluna, Treviso e Cittadella per spegnere le fiamme. È un danno abbastanza importante, oltre al fatto che quei 2 furgoni li dobbiamo ricomprare e vedremo cosa deciderà il comune, perché noi siamo in affitto dal comune, in merito a quel pezzo di pensilina che è stata sottoposta alle fiamme, capire se tornerà agibile, se è agibile. Ora è stata recintata dai vigili del fuoco, che sono stati veramente straordinari, tutta la notte presenti e soprattutto competenti. Li voglio ringraziare proprio per la loro solerzia e competenza. Lo stabile è di proprietà comunale, la cooperativa ne ha la gestione e paga un affitto. Ora bisognerà capire tra contratti, assicurazioni e polizze l'entità dei danni e dei risarcimenti. Sull'origine fortuita Gerolimetto ha dei dubbi, mentre i carabinieri in una nota successiva confermano già di stare indagando per cause dolose. Un cortocircuito non credo. Il furgone che era parcheggiato, da cui sarebbe partito l'incendio, era fermo da 4 giorni, quindi immagino che non sia un'autocombustione. Abbiamo l'impianto di videosorveglianza e stiamo raccogliendo le immagini delle telecamere e le passeremo alle forze dell'ordine per le loro valutazioni. Noi siamo qua da 50 anni, mai successo nulla. Abbiamo sempre avuto la benevolenza di tutti e quindi non mi spiego questo tipo di comportamento nei confronti di una realtà cooperativa che è presente da 50 anni in quest'area. E poi c'è il materiale del palio di Castelfranco, depositato lì dall'associazione che lo organizza, tutto in legno.
Gran parte del fuoco è stato generato dal magazzino comunale che raccoglieva tutte le attrezzature che adopera il Palio, e quindi varie catapulte e tutte quelle attrezzature che adopera il Palio per la manifestazione del Palio, che sono andate completamente distrutte e hanno alimentato notevolmente l'incendio. Affranti gli organizzatori, che in una nota social confermano il senso di spaesamento, ma confermano anche che la loro passione, questo fuoco, l'ha solo alimentata. 3 feriti, di cui uno in prognosi riservata. Il bilancio dello scontro frontale avvenuto questa notte a Resana tra l'auto guidata da un 20enne di Piombino Dese ed una motrice condotta da un 63enne di Tre Baseleghe. Un ragazzo di 20 anni di Piombino Dese in prognosi riservata, gravissimo, e la passeggera 24enne di San Martino di Luperi, che era con lui, ricoverata al Cafoncello. È il risultato dello scontro frontale avvenuto con una motrice condotta da un 63enne di Tre Baseleghe intorno a 00:30 in via Santa Brigida a Resana. I vigili del fuoco di Castelfranco sono intervenuti per liberare dalle lamiere i 2 occupanti dell'auto rimasti incastrati, affidandoli alle cure del personale sanitario SUEM 118, giunto sul luogo dell'intervento anche con l'elisoccorso. Stando a casa ho visto l'elicottero che atterrava, ma abito a 3 chilometri da qua e non sapevo che era successo. Mi sono arrivato a casa e era mancato un quarto un botto. E l'elicottero sarà stato qua mezz'oretta. Sul posto anche i carabinieri di Castelfranco e Vedelago per i rilievi del caso e stabilire le esatte cause dell'impatto. Sulla strada sono ancora ben visibili i segni dello scontro, che poteva avere conseguenze ben più gravi. La giovane donna ha riportato lesioni giudicate guaribili in 45 giorni, mentre il conducente del mezzo pesante si è recato autonomamente al pronto soccorso di Castelfranco. Sono già stati richiesti gli accertamenti tossicologici sul conducente dell'autovettura, mentre il conducente del mezzo pesante è risultato negativo ai controlli alcolemici. E grave incidente questa mattina per un 45enne che in sella al suo cavallo stava passeggiando lungo i campi a Susegana quando improvvisamente è caduto a terra sbattendo violentemente la testa. Immediatamente sono arrivati sul posto i sanitari del SUEM, atterrato anche l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Treviso. Da chiarire ora cosa sia effettivamente successo. Possibile che il cavallo si sia spaventato per qualcosa disarcionando il 45enne. L'omicidio di Sandra Casagrande, in attesa dei riscontri del RIS sul DNA, il nipote della vittima si dice pronto insieme alla cugina a far sentire la propria voce in un eventuale futuro processo. Noi avremmo sempre voluto sapere chi è stato. È chiaro, io adesso ho sentito anche ieri che eravamo insieme con una mia cugina e abbiamo deciso di comportarci in un certo modo che in questo momento non posso dirlo. Quando sapremo chi è e la certezza che è colpevole, allora agiremo, ci faremo sentire e vedere. 35 anni dopo il brutale omicidio di Sandra Casagrande, uccisa nella sua pasticceria di Roncade con 22 coltellate, il nipote Gianni attende di conoscere la verità, pronto insieme alla cugina ad avere un ruolo in un eventuale futuro processo. Attende anche lui gli sviluppi delle indagini che negli ultimi giorni hanno registrato una svolta. Per quel delitto che aveva sconvolto l'intera Marca c'è un indagato, il 57enne Paolo Gorghetto, all'epoca dei fatti poco più che 20enne. Lui, chiuso nella sua casa di Cendon di Silea, si professa innocente. Nei prossimi giorni verrà risentito dai magistrati. Nel frattempo gli investigatori stanno sentendo le persone più vicine a lui per ricostruire la sua personalità. Gli sviluppi delle indagini hanno sorpreso gli stessi familiari della vittima. Ero un po' incredulo al momento in cui mi sono trovato con dei carabinieri a Roncade. Avevamo l'appuntamento con il magistrato, non so chi era. E appunto ha dato questa notizia, mi è sembrato un po' strano, però poi aggiungendo i particolari, cioè il nome, il cognome, la residenza dove è nato e la presenza del DNA, che è la cosa più importante in questo caso qua, sono rimasto molto contento.
Movente e DNA sono i due fronti sui quali si stanno muovendo gli investigatori. Chiarire perché quella notte di gennaio del 1991 Sandra Casagrande sia stata uccisa in modo così brutale, se si sia trattato di un delitto d'impeto. Dall'altra il DNA che ha portato agli ultimi sviluppi. Venerdì è atteso un altro fondamentale tassello, quando i tecnici della RIS saranno chiamati ad un ulteriore riscontro che dovrà accertare in modo scientifico se il DNA di Gorghetto corrisponda a quello estrapolato nel 2007 dall'Università di Padova dalle tracce biologiche prelevate alla pasticceria. Domenica di voto in 50 comuni del Veneto, urne aperte fino alle 23, domani si vota dalle 7 alle 15, uno sguardo ai dati dell'affluenza aggiornati alle 19, il dato in Veneto, lo leggiamo dal sito Eligendo, è del 31,35%, alla precedente tornata elettorale alle 19 era del 36,68%, nella Marca Trevigiana il dato alle 19 è del 27,94%, ben al di sotto del 34,70% della precedente tornata delle amministrative. Seggi aperti anche a Castelfranco, è uno dei 6 comuni al voto nella Marca Trevigiana, dove l'unico però, nel caso nessuno raggiunga il 50% più 1 dei voti, si potrebbe andare al ballottaggio. Sono 32 le sezioni elettorali aperte a Castelfranco, dove i cittadini sono chiamati ad eleggere il nuovo sindaco. Nella città del Giorgione, come negli altri 5 comuni dove si vota, Ponzano, Silea, Ponte di Piave, Chiarano e Vidor, le urne restano aperte oggi fino alle 23, mentre domani si vota dalle 7 alle 15. Essendo Castelfranco l'unico comune sopra i 15.000 abitanti, sarà anche l'unico dove si andrà al ballottaggio nel caso nessuno dei candidati raggiunga il 50% più 1 delle preferenze. Negli altri comuni il sindaco sarà eletto al primo turno con maggioranza semplice dei voti. Abbiamo aperto il seggio alle 7 di questa mattina, il primo votante è arrivato circa attorno alle 8 e poi insomma è stato fluido. C'è una buona affluenza e non ci sono stati intoppi, difficoltà, sta procedendo tutto liscio e sereno. È un orario tra l'altro fantastico perché non ho trovato nessuno, fatto veloce, però devo dire molto ben organizzati e avevo le idee chiare, questa volta avevo le idee chiare. Votare è sempre un diritto, lo ha sempre fatto, qualche volta si è tirata indietro. Devo dire che qualche volta ho mancato proprio per il fatto che non avevo le idee chiare e quindi ho preferito non andare. È una votazione importante per la nostra città che ha tanto bisogno di essere risollevata. L'unico problema è stato per qualche anziano il cambio di sede del seggio numero 9, trasferito dalla casa di riposo in via Ospedale numero 12 alle scuole Giorgione di via Volta. Mi hanno detto, abbiamo trovato gente che tornava indietro e ha detto qui non si vota più, dovete portarvi verso la scuola media là. È un problema? No, è per lei che magari fa fatica a arrivarci. Per il resto tutto facile e veloce. Tutto tranquillo, c'è in questo momento un momento tranquillo anche al seggio, anche la parte pratica è molto semplice. Tranquillissima, sicura di quello che faccio, un dovere e un diritto. E con l'appuntamento alle urne torna anche quello con la maratona elettorale di Antenna 3. Domani dalle 13:30 al via con l'edizione straordinaria del nostro telegiornale, una diretta non stop per raccontarvi tutto in tempo reale come sempre, dall'attesa per la chiusura ufficiale delle urne, i dati dell'affluenza, costante grande incognita di ogni elezione, allo spoglio dei voti con le sentenze tra promossi e bocciati di questa sfida. I nostri inviati sul campo, gli ospiti in studio con il vice direttore Ferdinando Avarino per commentare e analizzare minuto dopo minuto l'andamento del voto. Una giornata intensa che continua nella prima serata di Ring, nuovi collegamenti e ancora ospiti fino a tarda sera per approfondire l'esito delle urne e le conseguenze del voto nel panorama politico. Allarme droghe sintetiche sono la nuova frontiera, rileva il CEIS di Treviso, cooperativa sociale da più di 40 anni impegnata nell'ambito delle dipendenze. E sul fentanyl dice il problema c'è, dobbiamo lavorare perché la sua diffusione sia limitata. Il problema fentanyl c'è, è necessario che noi operatori siamo attenzionati e dobbiamo stare molto attenti alla possibilità che
che abbia uno sviluppo dilagante il fentanyl. In questo momento, se io penso ad esempio alle nostre comunità, non ci sono persone che inserite per un problema di fentanyl. Il fentanyl può essere usato insieme ad altre sostanze come sostanza da taglio, non ha ancora uno sviluppo, almeno a Treviso, così importante e una diffusione così importante da creare un allarme. Sappiamo che ci può essere, dobbiamo stare attenti e pronti. Il fentanyl, oppioide sintetico ad altissima potenza, ribattezzata la droga degli zombie, è arrivato anche sul nostro territorio, anche se al momento la sua diffusione è tenuta sotto controllo e costantemente monitorata. Il fentanyl, sappiamo, è tenuto sotto controllo, nel senso verificato. Effettivamente, parlando anche con il Dipartimento delle Dipendenze, in questo momento non c'è una presa in carico di persone che hanno come problema principale il fentanyl. La parola d'ordine dunque ancora una volta è prevenzione, anche limitandone i danni, assistendo grazie agli operatori di strada chi fa già uso di sostanze e con il lavoro delle forze dell'ordine in termini di sequestri. L'obiettivo è fare in modo che il fentanyl non si diffonda in maniera massiccia. È facilmente reperibile. Come tutte quante le sostanze. Se una persona vuole trovare una sostanza, la trova. Fentanyl, ma anche chetamina, che era e rimane un problema tra chi fa uso di droghe, sostanze sintetiche che rappresentano la nuova pericolosa frontiera della dipendenza, sostanze chimiche che hanno un impatto rilevante, in particolare tra i giovanissimi, nella fascia tra i 15 e i 18 anni. La possibilità che le persone arrivino ad usare sostanze stupefacenti, anche sostanze sintetiche, ad un'età sempre più giovane c'è. Gli effetti che vengono ricercati sono quelli di distacco dalla realtà. Ma nel vasto panorama delle dipendenze trova sempre più spazio quella dal gioco d'azzardo, in particolare tra i giovani, quello online, il cosiddetto gambling. Il CEIS ha organizzato tra gennaio e marzo una serie di incontri che hanno coinvolto 28 classi di 10 istituti scolastici della Marca per lavorare proprio sulla prevenzione. A volte viene spesso sottovalutata o anche normalizzata. Perché ha un impatto diverso rispetto all'uso di sostanze, probabilmente è meno diffusa, sicuramente può portare comunque ad una dipendenza e fondamentalmente il meccanismo della dipendenza del gioco d'azzardo è molto simile, se non identico, a quella di qualunque altra dipendenza. Sono 11 giovani denunciati nelle ultime settimane dai carabinieri in provincia di Belluno per vari episodi legati al disagio giovanile, alcuni particolarmente gravi per le conseguenze che avrebbero potuto avere, come nel caso dei 4 giovanissimi di 14 e 15 anni sorpresi a posizionare dei sassi in via Mondin sui binari della ferrovia, e poi 2 studenti 17enni che in una chat di classe avevano pubblicato insulti e frasi intimidatorie nei confronti del dirigente scolastico. E restando in ambito scolastico, in un istituto, uno studente 15enne è stato trovato in possesso di un coltello da cucina con la lama da 14 cm, mentre in una scuola media un altro 15enne è stato denunciato per aver minacciato con un taglierino una compagna di classe. Infine, 3 ragazzi di 15 e 16 anni si sono introdotti in un hotel chiuso, provocando vandalismi e danni alla struttura. Nuovi droni con tecnologie più avanzate in arrivo alla Polizia Locale di Treviso. Abbiamo previsto l'acquisto di alcuni nuovi droni, sono 4, e in particolare questo ci permetterà di avere delle macchine sempre più aggiornate dal punto di vista tecnologico e quindi e anche dal punto di vista dell'autonomia. Sale a 5 il numero di droni in dotazione alla Polizia Locale di Treviso, che dal 2019 vede al proprio interno un nucleo specializzato di piloti costantemente formati e aggiornati, e dal 2020 dotata di velivoli di Stato. I nuovi mezzi avranno una maggiore capacità di volo e mantenimento in volo da sfruttare in vari scenari. Reati di tipo ambientale, reati anche di tipo edilizio, ricostruzione di incidenti stradali, ausilio all'ordine pubblico, ricerca persone e quindi anche di polizia giudiziaria. Ulteriori strumenti dunque sul fronte sicurezza, che si aggiungono all'implementazione della videosorveglianza cittadina, con oltre 22 nuove telecamere e lettura targhe che da giugno verranno installate in centro storico e in alcuni quartieri di Treviso.
Una apicoltrice di Osigo di Fregona ha rinvenuto decine di migliaia di api impollinatrici nel suo apiario prive di vita. Secondo quanto ricostruito dall'Associazione Apicoltori del Veneto, la strage sarebbe accaduta in poche ore a causa, dice APAT, della diffusione di sostanze con principi attivi di contrasto alla flavescenza dorata che in questo periodo dell'anno, sostiene sempre APAT, non avrebbe avuto alcuna reale utilità agronomica. Il fatto è stato denunciato alla polizia locale. Per il presidente APAT, Stefano Dal Colle, siamo davanti ad una strage causata dalla stupidità e dall'ignoranza di qualcuno. Le regole esistono, conclude Dal Colle, ma purtroppo c'è sempre chi provoca danni enormi all'ambiente, agli apicoltori e alla stessa agricoltura. E noi ci fermiamo per la pubblicità. Rieccoci in diretta, andiamo a Villorba con la nuova piazza di Carità, costata 1 milione di euro con la generale approvazione dei cittadini. La rinnovata piazza Aldomoro consegna a residenti ed esercenti di Carità di Villorba uno spazio più arioso, ordinato e vivibile. Il comune si è fatto carico della lievitazione dei costi dovuti a un imprevisto. La piazza è costata circa 1 milione di euro e le difficoltà sono state quando abbiamo iniziato i lavori con un preventivo di 750.000 euro circa, abbiamo trovato tutti i sottoservizi da rifare. Quindi sembrava giusto e doveroso avere sottoservizi nuovi. Tutta l'area centro urbanistico del paese a ridosso della Piavesella è anche più sicura grazie agli occhi elettronici. Ci sono 8 telecamere di videosorveglianza, alcune sulla piazza, alcune sulla viabilità, che appunto di nuova concezione per rendere un po' la zona più sicura. Nuova anche la viabilità con un senso unico, un percorso ciclopedonale e nuovi spazi per le bancarelle del mercato. Sono 11 parcheggi in più, sono parcheggi un po' più larghi delle standard, sono parcheggi per le neomamme, per i disabili e quindi è una piazza inclusiva a tutti gli effetti. La riqualificazione ha già restituito vitalità e sicurezza alla zona. Io ci passo tutte le mattine e vedo sempre più gente che si ritrova e che fa aggregazione. Questo era l'obiettivo, ma l'obiettivo era anche quello di riqualificare l'intera zona. A punteggiare la piazza anche 40 alberi con diverse panchine. È generale la soddisfazione dei cittadini, anche con una punta di invidia. È una bella piazza. Io salgo dal sud, complimenti, da noi non ci sono queste cose. Vengo da Gragnano, in provincia di Napoli. Bella, bella, veramente, complimenti. Molto accogliente. Bellissimo. Guarda, ti dico meglio così. Dalla sicurezza sul lavoro al reinserimento sociale, alla casa circondariale di Santabona si è concluso il progetto formativo promosso dall'Ordine degli Ingegneri di Treviso per aiutare i detenuti a costruirsi nuove opportunità una volta usciti dal carcere. 35 detenuti coinvolti, corsi professionali, patentini e anche simulazioni di colloqui di lavoro. Alla casa circondariale di Santabona si è concluso il nuovo percorso formativo promosso dall'Ordine degli Ingegneri di Treviso insieme alla Commissione Sicurezza. I partecipanti hanno seguito corsi sulla sicurezza nei cantieri, prevenzione incendi e guida dei carrelli elevatori, ottenendo attestati richiesti in molte aziende. Un progetto nato per offrire competenze concrete e possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro. Novità dell'edizione 2026 anche un modulo dedicato alla preparazione del curriculum vitae. Si conclude un percorso che è iniziato nel 24 e quindi questa è la terza edizione e abbiamo consegnato a 35 discenti questi importanti attestati che potranno poi spendere successivamente nel mondo del lavoro una volta che usciranno dalla casa circondariale. Per il direttore del carcere, Alberto Quagliotto, si tratta di un modello virtuoso da esportare anche in altre realtà penitenziarie. Sicuramente questo modello da esportare, so che altri 2 istituti del Veneto lo hanno adottato, appunto partendo dall'esperienza di Treviso. Siamo stati noi trade union di questa esperienza e noi contiamo di portarla a livello nazionale. Soddisfazione infine da parte del referente del progetto che evidenzia come i detenuti abbiano partecipato con interesse. Hanno compreso che gli è stata data una possibilità in più per un rapido inserimento, molti di loro erano già lavoratori, hanno avuto questa pausa purtroppo, ma mi sembrano molto motivati a riprendere un percorso di cittadinanza.
Coniugare la tutela dei beni UNESCO e lo sviluppo turistico è l'obiettivo della Carta Nazionale della Sostenibilità firmata a Treviso. I siti UNESCO sono sempre più cercati e apprezzati dai turisti. Per mantenere l'equilibrio fra la loro tutela, la vita delle comunità locali e la crescita anche economica è stata firmata a Treviso una carta nazionale. Quando parliamo di sostenibilità dei siti UNESCO parliamo di diversi aspetti, non soltanto quella ambientale, che è magari la prima che viene in mente alle persone, ma anche della sostenibilità economica, della sostenibilità sociale, anche se non se ne parla tanto. E abbiamo sentito anche quanto importante sia pensare anche alla sostenibilità culturale. In sintesi, i siti UNESCO devono essere protetti dal loro stesso successo. I turisti vengono in Italia soprattutto per un tema culturale. Il primo motivo per il quale i turisti vengono in Italia da 4 anni a questa parte è la cultura. Ma soprattutto vengono in Italia i turisti giovani e i turisti che guardano oltre il 40% luoghi che abbiano una sostenibilità molto avanzata. All'incontro ha partecipato anche il vicepresidente della regione e assessore al turismo Luca Spavanetto. Dalle Dolomiti alle Ville Palladiane, dalle città di Venezia, Verona e Vicenza alle colline del Prosecco, il Veneto è ricchissimo di patrimoni culturali e ambientali. La sfida delle Dolomiti sta proprio su questo, riuscire a coniugare una frequentazione sostenibile e consapevole con la vulnerabilità di un territorio che sta diventando anche per effetto della crisi climatica sempre più vulnerabile. La chiave forse non è quella di spaventare il turista, ma di favorire una conoscenza capillare. I siti UNESCO fanno esattamente quello che il turista cerca. Ti obbligano a restare nella tradizione, a restare coscienti a quello che puoi offrire e soprattutto ti insegnano a rispettare la parte sociale, la parte culturale e anche la parte economica di un territorio. Per le centinaia di borghi e paesi è nata anche una guida nazionale dei comuni sostenibili. La guida dei comuni sostenibili in particolare consente ad ogni località, ad ogni comune di presentarsi e di far vedere non solo quelle che sono le opere, i beni culturali, i paesaggi che uno può trovare nel proprio territorio, ma anche quali sono le buone pratiche di sostenibilità. Migliorare se stessi per aiutare gli altri è il messaggio che lancia a Longarone Certottica nel presentare la sua sede completamente rinnovata. Sede rinnovata per Certottica Group, creata nel 1992 per iniziativa di ANFAO, Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici, e di alcuni imprenditori del distretto bellunese dell'occhialeria. L'intervento di riqualificazione è durato 18 mesi con un investimento di quasi 3 milioni di euro, mettendo al centro efficientamento energetico, sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica, ma soprattutto la qualità di vita e di lavoro dei dipendenti dell'azienda. Gli obiettivi dell'intervento erano superare le criticità presenti, riqualificando l'edificio sia da un punto di vista energetico che tecnologico e gestionale. Le aree interessate dai lavori di riqualificazione hanno sfiorato i 1.200 metri quadri, per un volume complessivo di oltre 8.500 metri cubi. La struttura ha visto un miglioramento di ben 3 classi energetiche, è stato completamente azzerato il consumo di gas metano, mentre il nuovo impianto fotovoltaico porterà ad un calo dei consumi elettrici attorno al 30%. Operazioni di efficientamento energetico che porteranno a una riduzione di emissione di CO2 pari a circa 20 tonnellate l'anno. Prima di tutto noi, la nostra carta e biglietto da visita è di dimostrare all'esterno che ciò che andiamo a certificare e a suggerire come miglioramenti è perché l'abbiamo fatto noi internamente. Avendolo fatto internamente abbiamo la consapevolezza di quello che si può portare nel mercato e di come il mercato si può evolvere e soprattutto come si può anticipare le tendenze del mercato e l'evoluzione dello stesso, che sono il rischio più grande che abbiamo vista la velocità e che noi dobbiamo gestire, dobbiamo mitigare e dobbiamo migliorare nell'approccio complessivo. Nel frattempo, nell'ambito delle attività di certificazione, il 2025 si è concluso con 345 aziende servite da Certottica e Dolomiti Cert,
con una media complessiva tra il 2022 e il 2025 di 625 certificati e di 9.080 report emessi. Il fatturato 2025 si è chiuso sopra i 4 milioni di euro, in crescita dell'1,2% rispetto all'anno precedente. Run Like a Dancer è la camminata di 5 km in programma il 21 giugno alle 17 a Casier, rigorosamente con le cuffie alle orecchie. Un'occasione per stare insieme, ricordando Arianna Zaia, la giovane scomparsa a soli 29 anni, colpita da emorragia cerebrale e morta dopo alcuni giorni di ricovero. Il ricavato della camminata sarà devoluto all'ILT Giocare in Corsia, l'associazione che vedeva proprio Arianna impegnata come volontaria. Vogalonga numero 50, la regata non competitiva nata per ricordare il rispetto che si deve a Venezia e protestare contro il moto ondoso, numeri record per questa edizione. Quasi 10.000 rematori da tutto il mondo, 28 nazioni rappresentate, 2.282 imbarcazioni al via, per festeggiare Venezia ma anche per ricordare la fragilità della città, l'importanza di contrastare il moto ondoso e di andare in laguna a remi con calma e senza fretta. Così la Vogalonga ha festeggiato nel modo migliore l'edizione numero 50, nata nel lontano 1975 per rilanciare la voga alla Veneta. Grande successo della manifestazione contrassegnata dal solito ingorgo di imbarcazioni all'ingresso del Rio di Canareggio dopo il colpo di cannone alla partenza scandito dal bacino di San Marco. Durante la mattinata alcuni equipaggi sono finiti in acqua senza conseguenze, subito recuperati gli occupanti, in un caso anche grazie all'intervento del personale CTV impegnato nel servizio di trasporto di linea. È una festa per tutti, sentiamo tutte le imbarcazioni da tutto il mondo, sono più di 40 paesi stranieri rappresentati, la maggior parte di imbarcazioni viene dall'estero, ci sono circa 300 imbarcazioni di voga alla Veneta, da Venezia e dalla provincia e una rappresentanza da tutto il mondo. Un'avventura che continua a trasmettersi di padre in figlia, di generazione in generazione. Ecco Bianca, nipote del mitico galgo e figlia di Antonio. Si riprendono i tempi lenti di Venezia, i tempi che ci piacciono, in questa città che è sempre frenetica, sempre presa dal turismo. Possiamo goderci questa giornata del remo, la nostra voga, la voga alla Veneta. Prima della partenza il minuto di silenzio per ricordare Duilio Stiger, del comitato organizzatore, confermato anche il premio intitolato al grande Lino Toffolo, voluto da Promovetro con la famiglia Toffolo. Contenti di aderire all'iniziativa del premio Lino Toffolo, in quanto consorzio di promozione e tutela del diritto di Murano e Lino Toffolo, istituzione sicuramente di Murano che tutti noi ricordiamo con grande piacere. Questo premio nasce perché noi da sempre, da quando che si inizia a Vogalonga, facciamo una gran festa a casa, magna e bevi del base, e che battiamo le mani ai barchi che passano. Tutto questo negli anni che ha fatto sì che diventasse un punto fisso di Vogalonga. Para noi è una festa di famiglia, non solo per Vogalonga, ma per mio papà Vogalonga era importantissima. Come Natale, Pasqua, Vogalonga. Quindi e dovevamo essere tutti pronti, e tutti alla mattina e battere, si mangia e bevi, magari amici, ma noi altri in prima fila, quindi festa. Assegnati 5 ruoli su 9 alla 52esima edizione del concorso internazionale per cantanti Toti Dal Monte. Il ruolo di Giorgio Germon sarà sostenuto dal baritono bulgaro Svilen Denkev, 23 anni. Nei ruoli comprimariali a Nina sarà il soprano pugliese Anna Cimarrussi, 31 anni, Gastone, il tenore padovano Matteo Urbani, 26 anni, mentre il dottor Grenville è stato vinto dal basso cinese Wigang Liu, 29 anni. Vince infine il ruolo del marchese d'Aubigny il baritono argentino Aleio Guillomar Alvarez di 28 anni. La giuria non ha ritenuto di assegnare il ruolo principale, quello di Violetta Valeri, di Flora Bervois, di Alfredo Germon e di Dufol. Rimarrà aperta a Palazzo Sarcinelli a Conegliano fino al 14 giugno la mostra dedicata al grande fotografo Gianfranco Gorgoni. È stato un fotografo che
abbinato l'attività del fotogiornalismo, del reporter, a quella invece della documentazione artistica, ed è stato un testimone oculare di tantissimi movimenti artistici che si sono avvicendati a partire appunto dalla fine degli anni 60 del Novecento fino di fatto alla sua comparsa avvenuta nel 2019. Un artista dello scatto, questo è stato soprattutto Gianfranco Gorgoni, le cui foto, vere e proprie opere, potranno essere ammirate fino al 14 giugno a Palazzo Sarcinelli di Conegliano in una mostra unica, da Warhol a Cristo, dalla pop alla land art, il titolo di un viaggio tra i fatti e le correnti artistiche del secondo Novecento, tra cronaca ed emozioni. In mostra saranno presenti circa una trentina di fotografie che documentano la sua attività a partire dalla fine degli anni 60, nel momento in cui sbarca a New York ed entra in contatto con la galleria Leo Castelli, quindi sono tutte le fotografie che riguardano la pop art, ma anche il minimalismo. Gianfranco Gorgoni è stato un grande riferimento per la land art soprattutto, ma anche stato un ritrattista d'elezione. Basti pensare alle foto scattate a Andy Warhol. Avremo in mostra appunto lo scatto che ritrae Andy Warhol con Giorgio De Chirico. Una mostra dal respiro internazionale che parla però al territorio. La nostra prima forma di land art sul territorio è proprio le nostre colline di Conegliano e Valdobbiadene nel patrimonio UNESCO. Quindi tutto questo unicum, pensiamo che porti a Conegliano appunto un grande interesse e un nome sicuramente di grande livello. Spero che tutti riescano a vederlo, a captarne anche le varie sfumature tra i suoi scatti e guardare proprio attraverso gli occhi di Gorgoni, vedere la bellezza che ci ha lasciato del panorama artistico, che senza di lui molte cose magari sarebbero andate nel dimenticatoio. Domani alle 18:30 in Sala Guadagnin a Palazzo Rinaldi il politologo Vittorio Persi presenterà il suo libro Contro gli imperi, il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale. Un appuntamento nel quale il professor Persi dialogherà con l'ex direttore generale dell'USL 2 Francesco Benazzi, un rapporto stretto quello di Persi con Treviso e con l'azienda sanitaria all'ospedale Cafoncello, dove nel dicembre 2023 era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al cuore che gli salvò la vita. In un tempo dove sta tornando prepotentemente il tema del riarmo in Italia, come nel resto d'Europa, fa pensare come l'industria bellica avesse fabbriche importanti proprio anche nella Marca. È il caso della Simmel di Castelfranco, dove oltre ai cingoli per i carri armati si realizzavano anche parti di proiettili per l'artiglieria. E pensare che 40 anni fa, con la fine della guerra fredda, venivano dismesse quelle catene di produzione non può non far riflettere sul momento storico che stiamo vivendo. Ecco allora nella consueta rubrica dedicata alla nostra storia come raccontavamo la crisi a Castelfranco il 23 maggio 1987. Viene valutato positivamente l'accordo sulla Simmel stipulato nei giorni scorsi al termine di una trattativa svoltasi presso l'Associazione Industriali di Treviso. Mentre la SNIA BDP del gruppo Fiat è diventata l'unica proprietaria dell'azienda di Castelfranco, prelevando anche il pacchetto EFIMA a partecipazione statale, sono stati definiti dei punti importanti sia per il settore militare, il munizionamento, che per quello civile, le catenarie. Pur in presenza di una situazione di squilibrio tra costi e ricavi, c'è la conferma della volontà aziendale di mantenere in attività la produzione civile. Ci sono commesse sicure almeno fino alla fine dell'anno. Per il solo personale cassintegrato del settore militare, dal 1 giugno verrà attuata la rotazione a 30 lavoratori alla volta sui 90 al munizionamento. Per il part-time c'è poi la disponibilità aziendale a prendere in considerazione prestazioni di questo tipo a richiesta dei singoli lavoratori. Questi i punti salienti. La valutazione del sindacato. Elio Bressan, segretario generale della FIMCISL Destra Piave. Il sindacato lo valuta positivamente rispetto alla situazione del passato, nel senso che finalmente si è introdotto delle procedure in cui si dà un ruolo molto più attivo rispetto al passato al sindacato. In questo accordo c'è previsto una procedura riguardo i vari punti, tra cui il tempo parziale, i corsi di riqualificazione professionale, un esame attorno al problema degli orari che dovrebbe in qualche modo permettere un recupero di persone che attualmente si trovano in cassa integrazione. Attualmente la Simmel occupa 1092 dipendenti, 63 potrebbero usufruire quest'anno del prepensionamento, 360 sono i cassintegrati.
E con queste immagini storiche chiudiamo questa nostra edizione del telegiornale. Vi lascio come di consueto alla sigla, seguire le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata e ancora buona domenica.